Buonasera a tutti e benvenuti a Ti Giuro, sono Sandro Caciotti e benvenuti a questa nuova puntata di Ti Giuro, Sandro Caciotti. Ma avevamo detto che non si doveva fare più sta cosa, addirittura portato nel blocco rosso. Perché? Che intenzioni hai? Sono dei bei servizi stasera. Che intenzioni hai, Minafo? Vieni con me, mettiti qua. Manca si è già cerchi. Ma mettete un no tube. Che a te ti piace? Blocco rosso. Dai, non è che per gratuitamente. Non è che è gratuita la cosa. Va bene, ma passiamo subito a Serena Tratti che ci parla di prostituzione. Purtroppo succede. Benvenuti nella rubrica Folklore e Cultura del Ti Giuro. Sono Serena Tratti e oggi tratteremo una piaga sociale che affligge purtroppo tutte le città, la prostituzione. Guardate, inquadra lì. Pericolosissimo Guardate questo l'aguzzino che servizio. chiede soldi. Vedete? Serena, stai attenta. Dovete dire basta! Dovete dire basta alla mercificazione del vostro corpo! Dalla vostra Serena Tratti è tutto! Linea Vai allo via, studio. Serena, vai via da lì, vai via. Sta cosa. Come sta a casa tua? Oh tu, ma così, perché te ne vai? Che sta travagliando? Ah, poi. E domani mi ha buttato 100 euro perché chi sta da secondo ti piace a te, che ancora gli è cavolo. Ma io 300 euro non li faccio! Bastardo d'ammazzo! Ah, dopo che dai 104, Va bene, ma giusto per la finanza diamo uno sguardo alla borsa. Ok, già una cosa. Cosa? No. Va bene così, ok? Passiamo adesso. Adesso passiamo al nostro Brunello che ci parlerà di posteggi a Palermo. Prego. Promotti. A borraccia! Mi trovo qui davanti a un caso di cattiva abitudine. Come vedete questo signore è stato costretto, e dico costretto, a parcheggiare in doppia fila perché sulle strisce pedonali non si può, perché uno deve attraversare per forza sulle strisce pedonali. Ma adesso vi faccio vedere che io non sto attraversando sulle strisce pedonali e guardate. Avete visto? cosa ho Le visto? strisce pedonali sono totalmente inutili e grazie al mio intervento leveremo le strisce pedonali Ma che di le tutto va? il mondo e daremo parcheggi a più macchine. Signori, non ringraziatemi. Da Ma chi Palermo è la tutto, ringrazia? a voi la linea TG. Uno! Grazie Brunello. Ma questo è diseducativo. Ma adesso l'angolo della lettura col nostro Roberto Eco. Grazie. Gentili lettori, lettrici e lettrauti, No. dal vostro Roberto Eco, buonasera. Era. Non è ecco perché c'è l'eco. La lettura di questa settimana, che io vi consiglio spassionatamente, è una lettura alquanto complessa, che entra in una sorta di labirinto dove il lettore si troverà in difficoltà con quello che è il significato delle parole, con quelli che sono gli equivoci e soprattutto con quelli che sono i dubbi. Ma che lettura è? La ricetta medica, ma che c'è scritto qua? Ma chi sto qua, ma chi sto chiave? A matita in mano oppure l'avete azzeccato un docu? No, perché non lo devi spiegare. Come questo fa scrivere così? Che era una pilla che mi che io metto questa cosa e poi che fa? Amore. Va bene! Ma adesso l'oroscopo della settimana col nostro Paolo Foxia. Ma non è Fox. Salve dal vostro Paolo Foxia e benvenuti alla rubrica Iuni e gli astri. Il segno fortunato di questa settimana è Gemelli. Io sono Gemelli. Minchia, un avuto come Idocin! Dal vostro Paolo Foxia è tutto. A voi studio. Va a lei, ma adesso passiamo alle previsioni del meteo. Del tempo. Tempo. Buonasera e benvenuti alle previsioni del tempo. Diamo uno sguardo generale alle condizioni in Sicilia. Al nord il tornado che sembrava aver lasciato l'isola purtroppo è ritornato. Al sud caldo in arrivo, previsti 44 gradi in fila per 6 col resto di 2. Ma andiamo a dare un occhio particolare ad alcuni comuni caratterizzati da fenomeni particolari. Spadafora, se piove s'arrugginisce. Ma cosa? Capaci che tra oggi e domani qualche goccia d'acqua la farà. Castro Filippo, non credo che Filippo sia tanto d'accordo. Dal meteo è tutto, la linea torna al TG. Puro! Va bene.
Si conclude così la puntata di Ti giuro da vostro Giuliano Ferraro. È tutto. Alla prossima!